La parola di vita di questo aprile 2024 è tratta dagli Atti degli Apostoli al capitolo 4, versetto 33, là dove dice: «Con grande forza gli Apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore». Questa parola, che cade nel tempo di Pasqua, ci invita con la pienezza della libertà di chi ha ricevuto il messaggio evangelico a essere anche noi testimoni dell'evento che ha segnato la storia. Gesù è risorto. Per comprendere fino in fondo il significato di questo versetto tratto dagli Atti degli Apostoli, è bene citare la frase che lo precede. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuor solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli Apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nel testo viene presentata la prima comunità cristiana animata dalla forza potente dello Spirito, caratterizzata dalla comunione che la spinge a proclamare a tutti il Vangelo, la buona novella, cioè che Cristo è risorto. Sono le stesse persone che prima della Pentecoste erano spaventate e sgomente davanti agli ultimi avvenimenti accaduti e adesso escono allo scoperto, pronte a dare testimonianza fino al martirio, grazie alla forza dello Spirito che ha spazzato via paure e timori. Essi erano un cuor solo e un'anima sola. Praticavano l'amore reciproco fino a mettere in comune i beni. Era questa la realtà che andava coinvolgendo un numero sempre più grande di persone. Donne e uomini al seguito di Gesù avevano ascoltato le sue parole, avevano vissuto con lui nel servizio e nell'amore riservato agli ultimi, agli ammalati, avevano visto con i loro occhi i fatti prodigiosi operati da Gesù. La loro vita era cambiata perché chiamati a vivere una nuova legge. Essi erano stati i primi testimoni della presenza viva di Dio in mezzo agli uomini. Ma per noi, seguaci di Gesù oggi, che significa dare testimonianza? Con grande forza gli Apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Il modo più efficace di testimoniare il risorto è mostrare che Egli è vivo e abita in mezzo a noi. Se vivremo la sua parola, scrive Chiara Lubick, tenendo acceso in cuore l'amore verso il prossimo, se ci sforzeremo in modo speciale di conservare sempre l'amore scambievole fra di noi, allora il risorto vivrà in noi, vivrà in mezzo a noi e irradierà intorno la sua luce e la sua grazia, trasformando gli ambienti con frutti incalcolabili, e sarà Lui, mediante il suo Spirito, a guidare i nostri passi e le nostre attività. Sarà Lui a disporre le circostanze e a fornirci le occasioni per portare la sua vita alle persone bisognose di Lui. Con grande forza gli Apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Scrive Margaret Carran, presidente dei Focolari: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. È questa la straordinaria consegna che 2000 anni fa gli Apostoli hanno accolto direttamente da Gesù e che ha cambiato il corso della storia. Oggi Gesù rivolge anche a noi lo stesso invito:
ci offre la possibilità di portarlo al mondo con tutta la creatività, le capacità e la libertà che Lui stesso ci ha donato. È un annuncio che non finisce con la sua morte, anzi prende nuova forza dopo la resurrezione e la Pentecoste, dove i discepoli sono diventati testimoni coraggiosi del Vangelo. E il loro mandato poi è arrivato fino a noi oggi. Attraverso di me, attraverso ciascuno di noi, Dio vuole continuare a raccontare la sua storia d'amore a coloro con cui condividiamo brevi o lunghi tratti di vita. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Shadows they are falling, hear the evening calling. The mountains they call out to me, and the whisper of your voice